Gianmaria Rossi, il Bassano è rinfrancato dalla bella vittoria ottenuta domenica scorsa, adesso si va a Cuneo contro il Bra, sarebbe il caso di fare qualche punto, qualche vittoria anche esterna, visto che su 10 partite 5 vittorie in casa e nessuna vittoria in esterna. Sì, diciamo che in questa prima parte di campionato in trasferta abbiamo fatto un pochino più fatica rispetto in casa. Speriamo sia questa la volta buona, è normale che bisogna portare punti a casa e più se ne portano meglio è. Possiamo parlare solo di sfortuna, visto che le prestazioni anche fuori casa in realtà ci sono state, avete giocato molto bene, forse un po' meno a Verona contro la Virtus Vecomp, però in realtà le prestazioni anche fuori casa ci sono state. Sì, dispiace soprattutto per quello, però la cosa importante è che comunque la prestazione ci sia sempre, poi i risultati vengono anche in trasferta. A livello personale invece qui a Bassano da qualche anno non si vedeva, adesso non perché sei qui, non si vedeva un portiere così sicuro che dava sicurezza anche alla difesa, questo è un dato importante per te e per i tuoi compagni soprattutto. Beh, intanto faccio gli scongiuri. No, nel senso, io cerco sempre, sono nelle mie caratteristiche, cercare di dare una mano alla difesa, a volte ci si riesce, a volte ci si riesce un pochino meno bene, comunque la tranquillità a livello difensivo viene comunque il primo difensore è comunque l'attaccante, quindi è una cosa di squadra. Dobbiamo migliorare in certe situazioni e ci lavoriamo per limitare ancora di più i gol subiti. Un Bassano che a questo punto guarda alto, visto che siete a 2 punti dalla prima in classifica, domenica c'è la possibilità di agguantare se non superare qualcuno magari. Ma io dico sempre che si guarda domenica per domenica perché purtroppo è così, nel senso che adesso questa settimana ci dobbiamo concentrare sul Bra e pensare solo a noi, anche perché il campionato è ancora molto lungo e difficile. Quindi noi in settimana siamo concentrati sull'avversario della domenica, poi la classifica la guardiamo quando siamo nelle prime 8 all'ultima giornata, che va benissimo. Il vostro è un gruppo che sta mandando segnali importanti, ci sono cambi ogni domenica in squadra eppure tutti rendono al massimo, questo significa che siete tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Sì, siamo secondo me un buon gruppo, coeso, nel senso che tutti cerchiamo di lavorare per la stessa causa. È normale che vengano fatte delle scelte, però chi entra ha sempre dato il suo apporto e contributo importante, perché dai, ricordiamo che anche gli ultimi ingressi, ad esempio Iocolano col Vicenzo, altri prima, sono stati determinanti per la partita. Questo vuol dire che anche chi magari non parte dall'inizio ha la testa giusta ed è in partita da subito. Stefano Pietrobiasi, dopo le 2 giornate di squalifica contro la Virtus Vecom, sei stato fuori, è entrato Maestrello al posto tuo, ha segnato 3 gol nelle ultime 3 partite. Per te diciamo un peccato perché sei entrato domenica e hai avuto una buona occasione sul finale e non sei riuscito a realizzarla, insomma ti rifarai domenica, speriamo. Beh sì, diciamo personalmente dai, sono rientrato domenica un periodo un poco fortunato dai, insomma, in fase realizzativa, però sono sereno, dai, chi mi ha sostituito, Maestrello in questo caso, insomma, ha fatto bene e sono contento per lui perché è un giocatore che se lo merita, come se lo meritano tanti altri giocatori, insomma, che in queste ultime partite sono stati messi in campo dal mister. E niente, comunque sono sereno, siamo sereni tutti perché stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così perché la strada è ancora lunga e tortuosa, no? Quindi già domenica abbiamo un impegno importante e difficile, dobbiamo pensare di continuare a far punti. Beh, c'è da dire che tu hai già segnato anche 3 gol, quindi insomma hai già fatto bene, però il fatto importante è che in questo Bassano segnano tanti giocatori, vedi Semenzato, vedi Berrettoni, Maestrello, insomma è un Bassano che va tanto in gol e questo è un buon segno. Ma è un gran segno secondo me perché a parere mio magari ci sono anche i periodi che magari l'attaccante può segnare meno e quindi l'apporto di tutti i giocatori, centrocampisti, difensori è importante in fase realizzativa e noi lo stiamo facendo e questo ci dà modo insomma di andare a segno, di portare via punti, quindi è importante e sarà ancora importante col proseguo del campionato. Per quanto riguarda invece il Bassano, il mercante è diventato praticamente imbattibile, adesso bisognerebbe far punti fuori casa, magari domenica contro il Bra sarebbe forse un'occasione buona. Eh sì, è importante cominciare a sbloccarsi in trasferta perché sì, abbiamo avuto qualche difficoltà diciamo a livello numerico, no? Però comunque dai, ci proveremo domenica, sarà una partita penso più difficile di questa che abbiamo passato con l'Alessandria perché loro non hanno niente da perdere, sono quelle partite un po' difficili
magari si chiuderanno, sai, la metteranno un po' più sulla corsa, sulla determinazione. Però penso che se noi ci mettiamo lo spirito che abbiamo messo domenica, che hanno messo i compagni, insomma, chi scenderà in campo, penso che non ci saranno problemi per noi. Si continua a dire che adesso è presto per guardare la classifica, però il Bassano è a 2 punti dalla vetta, insomma anche questo è un dato di fatto per il momento. Ma sì, fa piacere essere in alto, però vista la situazione, insomma, del regolamento del campionato, almeno a parere mio e anche comunque a parere nostro, dobbiamo guardarci da quelle sotto, da quella metà classifica, perché secondo me quest'anno la corsa la si farà su quelle a metà classifica, no? Che arriveranno ottave lì, no? E quindi adesso noi siamo lì nel terzo posto, dobbiamo continuare a far punti per allontanarci da quella zona calda che comunque interessa a tutte le squadre.